Una lunga sfilata, un po' da tutte le categorie professionali, iscritti a tutte e tre le sigle sindacali, CGL, CISL e UIL, i retroaci al piahal della Dalmine de Costolpi, e in processo con tante bandiere e strisciù geriacia Pidonia, e questo per protestare contro il governo che ha fatto precipitare l'Italia in una situazione che definita da Terz Mond le amò in complimento alla nasciù, perché la nasciù la può durare a mo'. Ma cosa è stato organizzato in sciopero di ottobre la manifestazione a Pidonia? Questa manifestazione si deve fare a Pidonia. È una manifestazione innanzitutto che la guerrigliera mette insieme unitariamente tutte e tre le organizzazioni sindacali. È una sciopero generale di tutto il comprensorio per mettere al centro i problemi della crisi e dello sviluppo, ma soprattutto del futuro della precarietà dei nostri giovani, che ha di fronte purtroppo un futuro molto complicato. Questo governo, ma mi ha appena chiesto anche quello degli anni passati, ha scaricato sulla famiglia delle scelte inique e ingiuste, ha educato ai pare e alla mare, ai nonni, ai dai fioi, a studiare, e in quel che tu dai anche a tirare avanti la famiglia perché hanno lavorato precario e a mettere su casa. Allora hanno un po' le scatole piene e mia caso mi ha messo insieme un po' le energie per cercare a modo di domandare giustizia e di dire anche a tutti i giovani e a tutti i lavoratori e i pensionati che bisogna continuare a stare insieme perché tante formiche se le si mettono insieme le in grado anche di fermare l'elefante. Con gli iscritti ai sindacati, chi è mia appena il lavoratore e chi che il lavoratore ha perduto, ma poi i pensionati, che la pensione i volet minacciata tutti i dei sempre di più. Per i pensionati le chiedo di domandare soprattutto una pensione che è adeguata al costo della vita, perché da chi ha in chiede la crisi è sempre stata piano piano sottigliata e c'è sempre di meno. Per da poi ha anche una situazione di salute, di mancanza di assistenza e in domanda anche sviluppo di domiciliarità per cercare di aiutare le persone anziane a stare in modo autosufficiente alla sua casa. Il palco è alternato al potuto segretare dei tre sindacati, che è tutti scagliati contro il governo per la situazione piuttosto critica non che la trova l'Italia. L'Italia, un barco che la deve approfondire. Guerrierà i sindacati a fare gota? Perché chi che garese da fa sembra che gli interessi mia. Qualche accenno rispetto al nostro documento ufficiale.